Allora rispondo subito al primo quesito. Posso dare un'occhiata al volume? Al primo quesito che vi viene in mente, che dà fastidio? Parlerò poco, tranquilli, finisce velocemente. Allora no, intanto chiedo un applauso per Beppi, ma soprattutto per tutti i ragazzi che lavorano, tutti i militanti, tutti, veramente grazie di cuore a tutti. Dopo velocemente, lo dico ai leghisti che sono qua, lo dico a quelli che non hanno ancora deciso per chi votare, lo dico a tutti quelli che ci sostengono. Se noi avessimo chiesto a una persona, un veneto, 20 anni fa, 25 anni fa, e gli avessimo detto, guarda, immagina che fra 20 anni, cioè oggi, ci sarà un governatore della Lega, avranno fatto una battaglia legale in Corte Costituzionale, avranno realizzato il referendum e tutti i giorni sui giornali nazionali parleranno del referendum dell'autonomia, 20 anni fa probabilmente tutti avrebbero detto, sì, vabbè, fantasie, sogni. Oggi in realtà, grazie per il grande lavoro che avete fatto per il referendum, grazie di cuore, 2.328.000 veneti, 494 sono andati a votare. Grazie. Qual è lo stato dell'arte? Perché se sono trascorsi 768 giorni dal 22 ottobre 2017, delle due l'una o sono trascorsi per niente, abbiamo fatto qualcosa. Compiti per casa li abbiamo fatti tutti, la trattativa l'abbiamo portata avanti. Avete visto dai giornali forse di oggi e di ieri che anche ieri si è tenuto un tavolo importante a livello nazionale. La trattativa la dobbiamo fare col governo, è previsto dalla legge. È una strada sicuramente in salita, non a caso sono passati 2 anni, ma è una strada dalla quale non si torna indietro. Pensate che siamo partiti da soli con questa avventura, oggi 17 regioni, forse 18 se la Puglia si decide, su 20 chiedono l'autonomia. Allora, l'autonomia è un cambio di vita di questo paese, lo è per noi veneti che ogni anno lasciamo 15 miliardi di tasse a Roma e ne abbiamo piene le scatole di pagare i conti di quelli che sprecano, questo lo possiamo dire, no? Allora, qual è lo stato dell'arte? Ieri abbiamo trovato un accordo sulla prima legge quadro da fare per l'autonomia, la quale dovrebbe entrare nella finanziaria, quindi fra qualche ora, e ci darà, se venisse approvata, la possibilità di firmare l'intesa, cioè il contratto con il governo, perché la Costituzione dice che l'autonomia prende corpo con la firma dell'accordo col governo da gennaio a febbraio. Questi sono i tempi che ci danno. In tutta sincerità io non ho più di tante preoccupazioni, perché penso che se questo governo non ha capito che i tempi sono maturi, arriverà qualcun altro a farla questa autonomia. Da qua non si torna indietro, il processo è innescato, noi abbiamo seguito bene tutte le fasi, abbiamo rispettato la legge, avete visto, hanno tentato in tante maniere di farci saltare il progetto, ma il progetto è rispettoso della Costituzione. E soprattutto voi ci avete dato una forza, se vi ricordate 2 anni fa, vi dicevo, guardate che il referendum non è vero che è uno spreco, vi ricordate quando dicevo Zaia butta via 14 milioni di euro? Se non avessimo avuto il referendum oggi non saremmo lì a fare trattative, perché direbbero Zaia fa politica, viene a mandarci l'autonomia, ma chissà i veneti cosa gli pensa. Invece la forza che io ho nelle trattative viene dalla vostra decisione di essere andati al referendum. Se voi non foste andati al referendum non avremmo scritto questa pagina di storia. Andiamo nella direzione di portare a casa il risultato. Io non vi so dire se a gennaio si firmerà, se a febbraio, però sono certo al 100% che lo porteremo a casa. E poi lasciatemelo dire, me lo dice un esperto, le Olimpiadi avete visto come ve le ho portate a casa? No, o no? Allora, sulle Olimpiadi ridevano quando ho detto mi candido il Veneto alla sede delle Olimpiadi invernali 2026. Ci hanno preso in giro?
Le nostre opposizioni dicevano Zaia prende in giro i veneti per andare sui giornali, le Olimpiadi le abbiamo portate a casa. Noi sappiamo che il 2026 sarà sede delle Olimpiadi invernali, sarà per il Veneto un giro d'affari di 3 miliardi di euro e allora sempre i soliti dicono ruberanno tutti. No, mi preoccupo del fatto che i 3 miliardi si possa anche gestirli con onestà, perché se partiamo dal presupposto che tutti sempre ruba, qua nessuno fa più niente. Allora se il progetto è non far più niente e far fallire tutti, nel mio programma elettorale non c'è scritto che devo ammazzare i veneti, c'è scritto che devo farli crescere, e proprio per questo, dopo aver portato a casa le Olimpiadi di quest'anno, siccome volevo anche il secondo risultato, ho portato a casa il patrimonio dell'umanità per le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobiadene. Cecchetto va bene, no? Il Prosecco? Posto? Contenti? Ci sono altri produttori qua? Nessuno che abbia Prosecco qua in zona. Poi farò un decreto per tagliare i vigneti se non alzare le mani. Guarda quanti, vedo. Dicevo, questo è un altro bel risultato, perché comunque ci aiuta a valorizzare le colline. Adesso noi facciamo mediamente sulle colline di Conegliano e Valdobbiadene di turismo ne facciamo circa 200.000 presenze. A regime questo patrimonio dell'umanità ci porta a più di 1,5 milioni di presenze turistiche, il che vuol dire che dobbiamo guardare in avanti e pensare che non si può vivere solo dell'uva e del vino in quelle zone, ma pensare a un indotto turistico che poi arricchisce tutto il resto del territorio e della provincia di Treviso. Infine, per non tirarvela lunga, siccome ormai la castagnata è diventata anche, come si può dire, forse la mia vera occasione di fare il bilancio dell'anno, no? Siamo quasi a San Martino, l'11 novembre, siamo quasi, nel senso che l'ho passato a Dio. L'11 novembre, dicevo, siamo quasi a San Martino perché da poco dobbiamo passare l'11 novembre. E San Martino, sapete la tradizione, no? Castagna e vino, sì, a parte castagna e vino, ma l'11 novembre si chiudevano i contratti agrari e non era una bella giornata, perché arrivava il paromo, il fattore che diceva alle famiglie via, trovate un altro posto. Quindi poteva essere una giornata felice o non felice, ma era una giornata del bilancio, no? Perché se la produzione è andata bene uno dice beh, allora il mio San Martino è Gagliarine. A Gagliarine vengo a dire che vi porto un altro risultato di quest'anno. Lo sblocco della Pedemontana Veneta sarà ultimata entro il 31 dicembre 2020, segnatelo qua. Ho inaugurato, per chi non lo sapesse, Pedemontana va da Treviso Nord a Montecchio sulla 4, dopo le gallerie andando verso Vicenza. Sono 94 km e mezzo di strada, attraversa 36 comuni, 14 caselli, è la più grande opera oggi in cantiere in Italia, 2 miliardi 258 milioni di euro, 94 km e mezzo più altri 68 km di viabilità accessoria. Perché vi dico questo? Perché per spiegarvelo in maniera pratica vuol dire che da Treviso Nord a Montebelluna ci impiegheremo non più di 12-13 minuti. Vuol dire che da Treviso Nord, il casello di Treviso Nord, quindi non altri treni a Conegliano per capirsi, arriva in Conegliano e Treviso Nord ci mettiamo un quarto d'ora, un altro quarto d'ora a fare la grande, andare a Montebelluna, vuol dire che mezz'ora siamo in piazza a Montebelluna. L'uscita, la prima uscita che trovate utile per Montebelluna è sulla Feltrina, esattamente dove c'è l'ex sede di Veneto Banca. Treviso Nord, Bassano, noi ce l'abbiamo a 25 minuti. Tutto il tratto dei 94 km e mezzo Treviso Nord, dopo le gallerie, quindi praticamente Vicenza, ce l'abbiamo 40-45 minuti. Cioè cambia il mondo, ragazzi, cambia il mondo. Ho inaugurato i primi 10 km, ve lo annuncio qua ufficialmente, che entro dicembre di quest'anno, cioè sto mese, ne apro altri 15 km e poi inizio ancora con il nuovo anno a lotti di 10
15 km a volta, finché arrivo al 31 dicembre a farli tutti 94 km e mezzo. Resterà in sospeso, arriverà più tardi una galleria che è quella di Malo, Vicenza, sono 6 km di galleria, perché è stata sequestrata 3 volte, perché abbiamo avuto purtroppo un incidente mortale in galleria durante i lavori, e perché poi tutti ci vogliono bene. Noi praticamente la Pedemontana è una storia di problemi, di denunce e quant'altro, e abbiamo più problemi a difenderci dal mondo ambientalista che non vuole la strada che dalle gare e da fare i lavori. Questo è il tema della Pedemontana. Però rispettiamo le idee di tutti, no? Se uno non la vuole è giusto rispettare, abbia almeno la coerenza il giorno che è aperta di consegnarmi il target della macchina che non la usa neanche, che penso mia non farla usare. Cercate di usarla sta strada, perché io ho dovuto fare le acrobazie per aprirla. Abbiamo dato una concessione di 39 anni a un privato e siccome i conti non tornavano abbiamo deciso di dargli 153 milioni all'anno di affitto, la strada è nostra, di gestione, e noi però incassiamo tutti i pedaggi, quindi bisogna che lei la fa su. Chiaro? No, se no c'è sempre il rischio, ascoltatemi bene che dopo non mi dite che non vi ho detto. Adesso è una battuta, e dopo vi dico anche perché è una battuta, ma se non mi fai i pedaggi mi tocca mettervi le tasse e partire sui scape a pagare 153.000. Quindi utilizzate le auto, andate avanti e indietro, sapete morosi, le mogli, le amanti, tutte, partite da Treviso Nord e portate in piazza Bassan, dopo tornare in Drio, le scariche e tornare a Bassan, e dopo andare a Vicenza, e avanti, in Drio, avanti, dovete utilizzarmi le strade. Non vi metto tasse, questa è una roba che non vi dico mai, e dopo ho finito, È una roba che non vi dico mai, riguarda i vostri portafogli. Siete sempre più briganti, Allora, voi dovete essere orgogliosi che da quando ci sono io in regione, e ve lo dico che dopo 9 anni posso dirvelo senza problemi, da quando ci sono io in regione, noi siamo l'unica regione in Italia dove non si pagano tasse regionali. Prego? Ah, grazie. No, pensavo che fosse una delle zone che paga tasse. Sapete quanti soldi di tasse non applichiamo ai veneti ogni anno? 1.179 milioni di euro. E questa è una scelta che abbiamo fatto. È una scelta che abbiamo fatto per rispettare un impegno che ci siamo presi. Quando io mi sono candidato nel 2010 ho detto tax free, cioè niente tasse, zero tasse, ed è esattamente quello che siamo riusciti a fare facendo amministrazione, perché abbiamo aumentato gli investimenti, ho fatto fare una dieta dimagrante a tutti i miei assessori, ho fatto tirare la cinghia, abbiamo fatto, pensate che ogni anno acquistiamo 70 milioni di euro di attrezzature per gli ospedali, abbiamo investito moltissimo sulle nuove strutture. È bene che vi ricordi, ad esempio voi sapete che stiamo progettando anche a Conegliano il nuovo ospedale, stiamo portando avanti il nuovo ospedale a Treviso, 256 milioni di euro, sarà ultimato per fine 2020, stiamo facendo il nuovo ospedale di Montecchio Precalcino, stiamo realizzando, partiremo io spero velocemente, con il nuovo Policlinico Universitario di Padova 600 milioni di euro, e stiamo facendo un sacco di altre infrastrutture. È bene che io vi ricordi, tanto per dare un dato, che in questa regione, grazie alla nostra scelta, tutte le sedi provinciali hanno il robot Da Vinci, cioè si fa chirurgia robotica in tutti gli ospedali provinciali. Per darvi una dimensione, nelle regioni più o meno come le nostre c'è un robot, massimo 2 per regione, noi ne abbiamo 8. Lo so che le province sono 7, ma noi ne abbiamo 8 perché uno ce l'ha anche Bassano, quindi tutte le province più Bassano. Questo è quello che stiamo facendo. Chirurgia robotica vuol dire l'ultima generazione della chirurgia. Ve l'ho detto anche l'anno scorso, il tumore al seno nelle donne in Veneto ha un esito di cura positivo per il 95% dei casi, ma perché noi applichiamo? Perché
applichiamo, non come dice qualcuno del sud, che noi facciamo morire i cittadini, no, non è così, applichiamo dei sistemi di cura che sono protocolli internazionali. Ad esempio, da quando ci sono io, e qua devo dire che qualche signora è venuta a lamentarsi perché ha tentato anche di fare i comitati, quando sono arrivato io ho detto bene, tumore al seno, applichiamo le regole internazionali. Le regole internazionali dicono che il team operatorio, cioè chi va in sala operatoria, deve fare almeno 150 seni all'anno. Quando sono arrivato io c'erano alcuni che facevano un po' di appendicite, un fiato ai seni, un fiato d'ernia inguinaria, un fiato del fegato, perché le linee guida mi dicono 150 interventi perché ci vuole manualità, bisogna conoscere bene il campo operatorio. Poi applichiamo dei protocolli oncologici per la radioterapia e la chemioterapia innovativi. Ad esempio, mai non ve lo dice nessuno, ma voi sapete che abbiamo le cure sperimentali in Veneto oncologiche che costano 80-100 mila euro a prestazione, ad una infusione, ma noi lo facciamo in Veneto. E poi ho chiuso. Allora, io ogni tanto vedo questa storia della fuga di cervelli e penso che sia doveroso che i ragazzi facciano esperienza all'estero, però non posso neanche accettare che ho visto un'intervista l'altro giorno e penso che sia di un valido ragazzo nostro veneto che è andato negli Stati Uniti, non fa questa intervista e dice: ciao, io sono medico, i miei colleghi fanno ancora la fame, è giovane, io sono negli Stati Uniti, guadagno 400.000 euro all'anno. Allora vendiamo l'idea che basta andare là per ciappaschei, premesso che non è proprio così. Però scusa, quando dici ste robe dovresti cominciare col dire che negli Stati Uniti gli ospedali sono in mano alle compagnie di assicurazione. Dovresti cominciare col dire che negli Stati Uniti ogni anno di università a Yale per diventare medico costa $70.000, qui è gratis. Dovresti cominciare col dire che qui da noi gli ospedali sono gratuiti, che qui da noi si paga il ticket e chiunque ha diritto ad essere curato, perché anche da me, scusate, se la sanità diventa a pagamento posso pagare 400.000 euro uno, ma il problema è che non è così ed è una fortuna che non sia così, che la sanità sia garantita a tutti. Sapete cosa costa? Scusate, ma lo sapete cosa costa chiamare un'ambulanza negli Stati Uniti? $4.000. Messa in moto, portata fuori anche dal cancello dell'ospedale, $4.000. E ve lo dico per esperienza, perché noi abbiamo soccorso, posso anche dirvi chi no, abbiamo aiutato Frato in un'altra esperienza, una ragazza nostra di Ponzano Veneto, che è stata anche, si è parlato molto di lei sui giornali qualche anno fa, che è la famosa ragazza che è andata a farsi l'esperienza all'estero, lavorava a Disney World e quindi è uno dei divertimenti più grande del mondo, e ebbe adesso non mi ricordo se era un incidente stradale o insomma è successo qualcosa. La mamma mi raccontava, se poi siamo intervenuti, che ad ogni prestazione chiedevano la carta di credito, a tosa per terra in strada, adesso mi ricordo l'incidente stradale è stato, la tosa per terra per tirarla su, io ho detto chi sei che paga? Allora capite, o abbiamo coscienza di cosa accade in giro per il mondo. Allora, invece noi eroghiamo 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno su 68 ospedali e le eroghiamo con il ticket. Qualcuno si è arrabbiato perché io ho fatto scrivere il costo della prestazione, se guardate nelle carte che vi arrivano, ma io penso che sia doveroso che i cittadini sappiano